A Genova va in scena la quarta giornata di Serie D di fronte al Livorno di mister Monteforte e l'Alvagnese di mister Fasano per uno dei tanti derby liguri del girone. Biancoblù reduci dalla prima sconfitta in campionato in quel di Gozzano, bianconeri invece dalla sconfitta casalinga contro il Bra. Passano 3 minuti e arriva già la prima emozione. Calcio d'angolo di Raia, dalla sinistra folata di vento e Calzetta calcola male la traiettoria, la palla si deposita così in rete con il vantaggio dei biancoblù. Il Ligorno è in palla e al decimo prova a raddoppiare con Donaggio, caparbo in area ma autore di un tiro che si deposita a lato. La risposta dell'Alvagnese è affidata ad Amendola, il quale al 17esimo spedisce però troppo alto un traversone dalla destra. Ancora Ligorno un minuto più tardi con lo stacco di Gomes in area in corsa, ma il portoghese non riesce a impensierire Calzetta. Al 20esimo quasi inaspettato arriva al pari dell'Alvagnese. Rovido dalla destra pesca il jolly con il mancino e realizza un Eurogol che si deposita dritto alle spalle di Azzori. Panchina bianconera in festa, rivediamo la rete. Al 24esimo Donaggio lamenta un contatto in area di rigore ma il fischietto lascia proseguire, rivediamo le immagini. L'ex Imperi è scatenato, al 33esimo punisce gli avversari con una tremenda botta da fuori area su cui Calzetta nulla può fare. Portiere battuto, nuovo vantaggio Ligorna ed esultanza dell'attaccante, quest'oggi titolare. Al 43esimo Donaggio avrebbe anche in canna il colpo del KO ma davanti al portiere viene disturbato dalla difesa e si va così all'intervallo sul 2-1. La ripresa si apre con questa botta di Bertoletti da fuori area, alta però sopra la traversa, ma è solo il preludio del gol. Al 55esimo traversone dalla destra di uno scatenato Rovido e colpo di testa di Croci, abile a farsi trovare al posto giusto e a battere Azzori. 2-2 e panchina bianconera in festa. Al 65esimo di nuovo Croci, insidioso con uno stacco di testa in area che si deposita di poco a lato alla destra di Azzori. A 10 dal termine progressione di Cirincione, palla sul sinistro e tentativo di Piazzato, fuori però dallo specchio. All'82esimo la svolta del match, tiro da fuori della Lavagnese, rimpallo in area con Lombardi attento a capitalizzare la palla vagante e a battere Azzori dal cuore dell'area. Lavagnese così avanti per 3-2 a pochi minuti dal termine. Pericoloso 2 volte Silvestri nel finale, prima con una potente botta di collo respinta da Calzetta, poi con questo contatto in area subito da un avversario con l'arbitro che lascia proseguire. Rivediamo le immagini su cui i biancoblù lamentano la mancata concessione del calcio di rigore. La partita termina così sul 2-3, gioco partite derby alla Lavagnese.